fase 2 per quanto riguarda il comune di Rivigliano Teora, cosa ci racconta? Siamo ripartiti, anche se è necessario quando si esce di casa mantenere dei dispositivi come le mascherine che servono più che a proteggere se stessi a proteggere gli altri. Se tutti le indossano e si mantiene una distanza, le possibilità di contagio sono molto ridotte. E quindi siamo ripartiti, naturalmente siamo ripartiti con grandi perplessità e con prudenza e speriamo che le cose vadano bene. Certo, senta, quali sono le principali criticità riscontrate all'interno del suo territorio? Abbiamo avuto dei mesi molto impegnativi in cui abbiamo affrontato tantissime difficoltà, sia di assistenza alle persone, basta pensare a chi non aveva parenti e non poteva magari perché anziano uscire a rifornirsi di viveri o di medicinali, e in questo caso i volontari della protezione civile si sono sostituiti e hanno portato le spese a casa. Abbiamo poi avuto tantissime persone che purtroppo a causa di questa crisi, a causa delle chiusure, hanno perso il lavoro, hanno perso le loro entrate e quindi si sono trovati anche per la prima volta nella vita in difficoltà economica e quindi abbiamo dovuto cercare di venire incontro a queste difficoltà che spesso la timidezza, il pudore di queste persone rendeva anche difficile che emergessero. Signor Sindaco, Rivigliano Teora ha una particolarità: bellezza, storia, cultura e territorio, e sei in pole position. Possiamo dire che vale la regola dell'off course anche in tempi di pandemia? Sì, noi abbiamo un territorio straordinario che nei secoli è stato preservato e che ora costituisce un posto bellissimo dove vivere, e questo vale per i suoi cittadini, ma anche un posto bellissimo dove trascorrere anche solo qualche ora. Adesso che si può uscire di casa, adesso che si può andare a passeggiare, qui noi abbiamo prati, boschi, ville, fiumi, acqua, tantissimi posti dove stare, e stiamo già pensando, stiamo già lavorando a quella che sarà la ricostruzione, la rinascita economica. Abbiamo tanti progetti e stiamo mettendo da parte delle risorse per far lavorare la nostra gente per una ripartenza, perché solo lavorando ci sarà una ripresa economica. Direttore, situazione per quanto riguarda il cluster Arredo Casa Friuli Venezia Giulia con la fase 2? La fase 2 ci fa completare gli ordini che avevamo a febbraio, gennaio-febbraio, che abbiamo dovuto interrompere. Ne abbiamo persi diversi, però diciamo non tantissimi. Questa fase 2 ci pone in evidenza quello che già sospettavamo, che i mercati sono dormienti, i nostri mercati di riferimento. Mercati dormienti, dunque pericolo dietro l'angolo, come si dice in questi casi. Sì, indubbiamente anche a livello nazionale, parlando con Federlegno, che è un nostro socio importante, il timore più grande che abbiamo è l'assenza di ordini, e qui non conta essere solo bravi, non conta essere innovativi, qui è il mercato che deve rispondere, anche perché la domanda più semplice è: ma quale investitore oggi come oggi si mette a fare un nuovo complesso condominiale, un nuovo complesso alberghiero? Ci vorranno mesi prima di una vera ripartenza, e noi guardiamo soprattutto ai mercati degli Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Spagna, che sono da soli il 50% del nostro export. Senta, non le chiedo di raccontare la verità perché non è corretto, ma onestamente, secondo lei, da questo primo minuto di intervista, ci saranno nuvole azzurre all'orizzonte oppure le nuvole grigie stanno appena arrivando? Stanno arrivando. Credo che non si debba aver paura di guardare in faccia la realtà, e sappiamo che ci sono delle complessità oggettive legate ai mercati. Le aziende e il sistema sta lavorando per contrastarlo, perché non vuol dire che se arrivano non possiamo prendere l'ombrello. Dobbiamo ragionare, lavorare intensamente, il nostro lavoro con la Regione è quotidiano, e affrontarlo come abbiamo affrontato il 2008. Questa volta è diverso, proprio perché è un cambio totale che ci riporta però, per assurdo, fra 6 mesi, nel momento in cui deve esserci una cura, deve esserci un vaccino, a vedere una ripartenza del mercato. Quindi qui la sfida è come affrontare questa tempesta. La affrontiamo in qualche modo al meglio che possiamo e poi guardiamo avanti. Senta, per concludere, chi di dovere e cosa fa? Ma anzitutto ci sta vicino e cerca di ascoltare e cercano anche loro di trovare le migliori soluzioni. Ricordiamoci che comunque la finanza pubblica parte da un concetto di base che devono esserci soldi pubblici. Laddove non c'è export, laddove non c'è produzione,
questione di economia base, il primo anno università, che non ci sono soldi pubblici. Lo sforzo che sta facendo la Regione è importante, l'abbiamo visto più riprese. È importante adesso canalizzare, semplificare, ma soprattutto essere vicini con misure precise che servono sia a tamponare un momento difficile, ma anche a programmare il futuro, perché il mondo non è sparito. Dobbiamo solo affrontarlo in un modo diverso. La pandemia da Covid-19 ha evidenziato anche un altro particolare non di poco conto nel bel paese, gli stadi vuoti. Il calcio da oltre 2 mesi si è fermato in attesa della ripartenza prevista a giugno per terminare la stagione regolare entro luglio, compresa la Coppa Italia, perché in agosto lo spazio sarà riservato esclusivamente alla fase finale delle 2 competizioni europee per club. Il dilemma resta tra varie opzioni tipicamente all'italiana, tanto per dare e far nutrire speranza al tifoso. La logica vorrebbe lo stop all'attività pallonare per coerenza e drammaticità del momento, ma il business che si cela dietro il cuoio rotondo non lo permette. Il calcio da tempo non è più uno sport, ma un'industria vera e propria che produce soldi all'infinito. Solo con i diritti di trasmissione versati a suon di dobloni alle società da parte delle varie piattaforme mediatiche fa rizzare i peli all'ipotetico stop e tutti a casa. Allora si studia qualcosa pur di soddisfare tutti, dal campionato annullato con le prime 4 classificate in Champions League, quinta e sesta ai gironi di Europa League e la settima ai preliminari della già Coppa UEFA, e le ultime 3 direttamente in B. La Lega Serie B non sa che pesci pigliare, mentre la Lega Pro ha varato le promozioni e retrocessioni, salvo poi ritrattare tutto. E altre soluzioni si stanno muovendo nel marasma e caos generale. Calcio in mezzo al guado, nell'attesa di essere spazzato via dalla piena? Per ora una cosa è certa, stadi vuoti, allenamenti singoli, mentre le TV sportive ripropongono il vintage a colori con sistema PAL e il bianco e nero da vidigrafo, per far conoscere alle giovani leve il pallone che fu dalle nostre parti, con i dei dell'Olimpo d'un tempo a calcare il prato verde e le righe in gesso, meno glamour ma più umano, fatto di uomini rispetto al moderno.